Back to School è questo il titolo dell'iniziativa che la dirigente scolastica Patrizia Pilato e gli insegnanti dei dipartimenti di lettere e storia dell'arte hanno fatto stamani con gioia dei propri studenti delle classi prime presso il Teatro Panoramica dei Templi per condurre un'esperienza immersiva che li orienti verso le proprie radici e la storia della comunità in cui vivono al fine di sviluppare senso di appartenenza, identità e rispetto per la propria cultura e per quella degli altri. Un modo insolito e bello e nuovo quello di iniziare l'anno scolastico qui alla Valle dei Templi per illustrare un po' il programma dell'istituto. Come mai questa idea, Presidente? Per testimoniare che per noi la scuola non è fatta solo di aule e mura, ma è fatta anche di contesto, quindi iniziare oggi questo percorso per i nuovi liceali nel territorio significa permettere loro intanto di condividere quella che è la nostra ricchezza, quindi partendo da questa consapevolezza inserirsi nella comunità del Leonardo, che è una comunità aperta al territorio, una comunità che promuove costantemente il territorio, una comunità che cresce ispirandosi anche al territorio. Come affronterete il nuovo anno scolastico in virtù anche delle nuove norme? Il nuovo anno scolastico ovviamente sarà sempre all'insegna del rispetto delle nuove norme che il Ministero propone, delle nuove opportunità che chiaramente cogliamo come abbiamo sempre fatto, ma anche dei propositi che già abbiamo programmato e continueremo a progettare assieme ai nostri dipartimenti per confermare l'innovazione e lo slancio innovativo di questi anni, ma per rilanciare per il futuro attraverso altri percorsi. I ragazzi affronteranno l'anno di Agrigento 2025, è una cosa effettivamente molto bella e molto singolare e molto particolare, quindi sì, anche il vostro istituto si sta preparando a questo. Ma noi diciamo che siamo all'interno del primo dossier di Agrigento Capitale della Cultura, quello che appunto vinse poi all'atto della proclamazione, con un progetto che fa riferimento ai nostri padri fondatori, ma che diciamo parte da quella promozione dell'umanesimo tecnologico che è il fil rouge che abbraccia tutto il curriculum didattico del nostro istituto. Avete avuto problemi nell'organico? Noi noi siamo diciamo quasi a posto, naturalmente le necessità dell'inizio dell'anno, ma non abbiamo grandi scoperture, attendiamo comunque ancora qualche giorno per completarlo. Avete altre iniziative di questo genere da fare? Certo, inizieremo ora, insomma già a novembre, cominceremo con la visita al centro storico che diventa anche un momento per avviare il programma di lettere del biennio, come è sempre stato. Le è piaciuto? Sì, molto. Le parole dei professori sono state molto sensate, diciamo che mi hanno fatto capire che sono dei professori molto preparati e molto bravi, quindi non vedo l'ora di conoscerli a poco a poco. E tu? Da dove vieni? Da Agrigento, è stato abbastanza emozionante, le parole dei professori mi hanno colpito tanto e si vede che sono persone preparate. Una battuta anche a te? Allora, da dove vieni tu? Io vengo da Porta Empedocle, provincia di Agrigento. Un po' più alto? E anche per me le parole di ogni insegnante sono state edificanti perché ci hanno permesso di poter comprendere meglio quale sarà il nuovo percorso che inizieremo e spero davvero di poter partire bene questo nuovo inizio di liceo. Tutti i nostri incontri, tutte le manifestazioni con un unico urlo, secondo voi qual è? Viva Leonardo! Beh, chi l'ha detto? Bravissimo, chi sei tu? Chi sei tu? Andrea già sa come si deve comportare da leonardino.